nelle prossime ore, che saranno ore cruciali, noi ci troveremo ad affrontare il tema del DPCM. Le prossime ore sono cruciali per affrontare lo spartito del prossimo DPCM. Musica e parole di Luca Zaia, che intravede un cambio di passo, non più sorprese last minute. Quello con il governo è un confronto diretto e continuo. Un nuovo approccio, un sistema diverso di procedere per la scelta delle strategie da mettere in campo. Un cambio di passo lo si intravede già, perché ci è stato già annunciato che lo faremo e ci confronteremo, anche oggi ci è stato detto, ci confronteremo, diciamo, direttamente con il governo e non avremo, come si può dire, il solito last minute dell'ultimo giorno che ti dicono fra 3 ore dacci il parere perché poi noi lo pubblichiamo. Prova ne sia che domani mattina alle 9 abbiamo il primo incontro col ministro Gelmini, immagino già su una bozza di testo o su delle proposte. La salute viene prima di tutto, questa è la premessa. La conclusione è che il Veneto chiede che eventuali nuove restrizioni siano valutate attentamente e accompagnate da giusti ristori alle attività produttive. Si chiede come Veneto che rispetto alle condizioni, alle possibilità di restrizioni, siano validate dalla comunità scientifica nazionale e con intesa firmata assieme al Ministro della Salute. Di conseguenza ogni azione deve avere i ristori, diciamo, deve avere le provviste finanziarie a sostegno delle azioni restrittive.